Allora, ciao, ieri mia moglie mi ha lanciato una sfida. Praticamente devo fare... Stop. Tac, 2. Ciao, mia moglie mi ha lanciato una sfida. Praticamente devo fare il dolce. Cioè mi ha chiesto di fare un dolce. Allora io l'ho accettato come una sfida e praticamente voglio farlo senza il suo aiuto, senza i suoi consigli. Mi ha dato una ricetta, tra l'altro in croato. Per riuscire a fare tutto questo ho chiesto aiuto ai miei figli, Milos e Lana. Allora, intanto abbiamo raccolto un po' di ingredienti che praticamente sono, allora, 250 grammi di margarina, farina, ci vogliono 430 grammi. E ne abbiamo di più. Abbiamo di più, sì. Poi 200 grammi di zucchero in polvere, usiamo quello Bauli. A velo, sì, bravo, dimmelo. Un uovo intero e uno tuorlo solo. Un zucchero vanigliato, come si chiama, vediamo. Un zucchero vanigliato. Zucchero vanigliato, uno. E di questo che è una specie di lievito per i dolci. Sì, per i dolci. Questo dobbiamo utilizzarlo un cucchiaino. Vedremo dopo. Usiamo questo? Andiamo a prendere. Trovo un cucchiaino. Andiamo a prendere. E poi vediamo qua. 3 cucchiai di cacao amaro utilizziamo. E poi Nutella, giusto? Non tocca. Non tocca, Per abbiamo solo precisione. Nutella stavolta. Per precisione. Vediamo allora. Il primo step, praticamente dobbiamo questo, questo, Devi aprire. aspetta, uovo, E anche l'altro uovo. e anche questo. Allora, mi inserisci qua, inserisci uno e l'altro. Vediamo, questo vado via. Ah, una premessa, io non ho mai fatto dolci, è la prima volta. Sì, ma... ok. Dai, dammi il cucchiaio che provo a tirare via questa roba qua. Allora. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale così vedrete tante ricette. Tante risate anche. Di più Bravo. che ricette. Allora, vediamo. Certo. E se vi state divertendo mettete mi piace, commentate, dateci qualche consiglio, qualche aiuto. Ci vuole qua. Sì. Ok. Allora, questo in teoria possiamo buttarlo via. In teoria solo. Questo qui è acceso. Se questo Non fare accende casino. funziona. Provalo. Attenzione. Alza su. Ok. Funziona. Bene. E appoggia lì. Mamma mia. Ok, direi che basta. Non sei d'accordo, no? Troppo. Forse un altro po'. No. Basta. Ok. Dove vanno le uova qua? Dove? Non c'è Adesso? scritto. Ma se ah, ci sono anche le uova, aspetta. Ecco. Ce la fai tu? Lo sapevo, sì. Eccolo Allora, là. intanto usiamo questo. Vai. Quello Non intero. spero. Forte. Bene, dai. No, adesso devi fare così. È andato dentro quello invece. Aspetta, abbiamo pulito la tavola prima, perciò possiamo aiutarci. Ah, aspetta che possiamo usare il tuorlo, giusto?
Sì. Allora, Questo è vero. ok. Guardo. Ecco. Aspetta. Ma è gigantesco, no? Ecco da qua. No. Scappa via. È scivoloso. No, È no, si è brutto. staccato. No. Eccolo qua. Tutto il resto. Cerchiamo di raccoglierlo. Va bene perché era gigante. Basta. comunque. Di solito. Era intero, perciò è a posto. È sano. Adesso Basta? basta. Allora, come facciamo a pulire questo? Con un bel coltello. Questa non me l'aspettavo proprio. Dai, dammi qualcosa, aiutami. No, ma era mio! Apri, apri. Era mio quello! Va bene, dai, tanto ce ne sono altri. Che schifo! E prima battaglia quasi vinta. Quasi! Adesso l'uovo intero serve però. Allora, E io non lo faccio. pulisci qua un pochino. Serve l'uovo intero. Aspetta. Ok, Come bravo. facciamo? Se non ce l'ho fatta io non ce la fai neanche te. Tieni, vuoi provare tu adesso? Io. Prova qua. Qua. Sì. Speriamo. Brava! Ok. Perfetto. Non ci sono Ok. i resti. Bene. Perfetto. Ok. Adesso mi sistemo il tutto e faccio. Mi lavo le mani un po'. Yeah. Faccio io. Tieni. Ecco. Mi raccomando, seguite bene le istruzioni, non come noi. Aspetta, scusa. Così. Che strana che è, però bella. È strana però bella. Strana però bella. Adesso bisogna fare così, credo. E il zucchero come? Zucchero vero l'abbiamo messo? Ah sì, Per sì, questo? vero. Mi sa che stiamo sbagliando qualcosa. Qua che faccio forte forse. Oh. Aiuta. Schiaccia. No, dai. Forte, bravo. No, vedi, ho venature. Non importa che dovrebbe andare bene. Schiaccia forte. Vai. Adesso un attimo, vediamo. Cosa dici? Può andare bene? Lei non vuole dirci niente, voi cosa dite? Va bene così? Scrivete Sì, nei dai. commenti così ci aiutate la prossima volta che facciamo i biscotti. Da soli. Ok. Perfetto. Attenzione, via la mano. Ok. Bene. Eccolo qua, anche il secondo. Ci vediamo dopo quando si raffreddano. Ciao! Eccoci qua con l'impasto tirato fuori dal frigo. Com'è? Duro, un po' molto duro. Molto duro. Troppo. Non so se questo potrà aiutarci, dobbiamo fare così per farlo ammorbidire un po'. Allora, da quello che ricordo dovrebbe esserci... Poca farina. Poca farina. Sì, dovrebbe andarci... Lì ci sono varie... Stampini. vari stampini, robe varie. E con Adesso, questo potete fare quello che volete. da quello che ricordo ci va un po' di farina giù, Oh. che così non si attacca in teoria. In teoria. Vediamo anche su questo, non so se serve o no. Sì, invece. Poca. Ok. Troppa. Ok. Attenzione. Tieni là. Dai, non è così tanto pesante. No, va bene. Aspetta un attimo. Devo schiacciarlo un po'. Vuoi che ci provo tipo la plastilina quando si indurisce? Sì, tipo la plastilina, bravo, è uguale.
Allora, prima teglia pronta. Andiamo a mettere nel forno sperando che ha raggiunto la temperatura. Allora, il primo giro sono un po' bruciati. Abbiamo esagerato, forse un paio di minuti di troppo. Invece questi li abbiamo tirati fuori molto prima e sembrano buoni. Vedremo dopo. Comunque ho provato anche uno di questi. Diciamo che sì, Sono mangiabili. mangiabili, ma non piacevoli. Ok, adesso i bianchi. Ta-da! Cosa ne dite? Vedremo anche se sono buoni. Allora, sfida accettata, sfida completata. Ecco qui. Adesso proviamo e vediamo se è riuscita anche. Io prendo te. Quello che ho fatto io. Ok, scegli anche tu, amore. È uguale. Buoni? Buoni. Molto buoni. Bravi. Se avete qualche idea, mandateci voi le idee per le sfide. Ciao, al prossimo video!